Importante, lei ha detto, è l'organizzazione che ha consentito proprio di poter trovare più organi candidati al trapianto. Certamente l'organizzazione è a tutti i livelli, cioè partiamo da un'organizzazione dell'ospedale, perché dobbiamo tener conto che l'azienda ospedaliera di Padova ha ben 5 centri di trapianto, di polmone, di cuore, di fegato, di reni, di pancreas, e quindi quando parte un trapianto spesso sono trapianti di più organi e quindi abbiamo un'organizzazione dell'ospedale in generale. Abbiamo un'organizzazione della nostra struttura e questo ci ha permesso di fare più trapianti, anche perché io ho 2 equip proprio che sono in grado di intervenire autonomamente. Poi c'è un'organizzazione del centro regionale trapianti che ha molto lavorato e di una network nazionale che è il centro nazionale trapianti che coordina. Anche dal punto di vista del prelievo, sappiamo che anche il polmone è un organo molto delicato, anche da questo punto di vista avete ottenuto dei risultati importanti, riuscendo anche in un caso a estrarlo a cuore fermo. Certo, quest'anno finalmente siamo riusciti anche a cuore fermo. Certo, quest'anno finalmente siamo riusciti anche a ottenere questo. Nel 2018 siamo partiti con la donazione da cuore fermo, che è molto più complessa da un punto di vista organizzativo, perché i tempi sono molto più ravvicinati, c'è bisogno di mettere spesso il paziente in una circolazione extracorporea, quindi bisogna avere un'organizzazione perfetta per poter fare questo. In più, per quanto riguarda il polmone, sempre di più oramai si sta affermando questa tecnica di chiamata EVLP, cioè ex vivo